Ciao, bentrovati. Oggi si frigge, preparo i zipulas. Ho già pubblicato una ricetta dei zipulas, però questa cambia un pochino. Qua non sono presenti le patate lesse. Oggi voglio provare una versione senza le patate. Gli ingredienti che mi occorrono sono 800 g di semola rimacinata di grano duro, 200 g di farina 00, latte quanto basta. Ne preparo sempre 1 litro, ma poi non serve, comunque si vedrà poi in base alla consistenza dell'impasto. Il succo di 2 arance e la scorza di 2 arance, un uovo, un pizzico di sale, un bicchierino di acquavite o grappa, io in questo caso sto usando la grappa, e 20 g di lievito di birra. Dopodiché avremo bisogno di olio per friggere e lo zucchero dove andranno passate una volta cotte. Impasto tutto con la planetaria, si può fare tranquillamente anche a mano, ma ci vuole un po' più di tempo. Quindi verso in planetaria il succo delle arance e la scorza, verso l'uovo e il lievito di birra, lo sbriciolo un pochino. Accendo la planetaria e lascio andare qualche secondo affinché si mescolino bene questi ingredienti. Dopo aver mescolato i liquidi, verso le 2 farine. Riaccendo la planetaria e lascio mescolare per un po'. Man mano che faccio andare la planetaria aggiungo un po' di latte. Aggiungo il sale e faccio ripartire. Quando l'impasto è ben lavorato, una decina di minuti in tutto, in planetaria, con la planetaria a mano, ci vorranno un 20 minuti buoni, anche una mezz'oretta. Quando ormai gli ingredienti sono stati mescolati benissimo, manca solo la grappa e vado a versare il bicchierino di grappa. Mettetelo in liquore, poi magari a vostro piacimento, ma mettetelo, aiuta tantissimo anche per la lievitazione. L'impasto dei zipuas è pronto. La consistenza è perfetta, ci sono voluti circa 750 ml di latte, non di più. Quindi copro bene la ciotola della planetaria con la pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Questi zipulas necessitano di una sola lievitazione, quindi una volta che saranno raddoppiate potremo friggerle. L'impasto per i zipuas è pronto e bello lievitato. A questo punto ho preparato qua una sac à poche. Oggi le vado a versare con la sac à poche. Con l'altro video che avevo fatto tempo fa le avevo versate con l'imbuto, ma visto che tutti quanti è impossibile avere questo imbuto e quindi le verso con la sacca. Mi servirà un mestolo per andare a versare il composto e iniziamo a friggere appena l'olio sarà caldo. Ho messo l'olio in una pentola a scaldare dove andrò a friggere i zipulas. Ho preparato un vassoio con carta assorbente e 2 bastoncini in legno che mi serviranno per aiutarmi a girare i zipulas. Dopo fritte le passerò in un altro vassoio con lo zucchero e poi un'altra teglia dove andrò a sistemarle da cotte. L'olio è bello caldo, quindi inizio a versare i zipuas.
L'impasto è molto buono, stanno cuocendo benissimo. La prima è pronta. Ed eccole tutte cotte, tutte pronte, sono uno spettacolo. Adesso le vado a impiattare e poi ne assaggiamo subito una. Eccole, i zipulas sono pronte, sono venute benissimo, quindi ricetta promossa. L'assaggiamo subito e vediamo com'è. È sofficissimo. Spettacolo, è proprio lei. Buonissima. È sapore di carnevale. Buona, buona, buona. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti e il procedimento per realizzare a casa queste buonissime zipulas.